Eder, Mech, Pallister. Claudio Sterpin che la mattina del 14 si allarma troppo presto e Gabriele e Salvo che hanno delle premonizioni nemmeno fossero Fulvio Covalero. La cosa non convince. Eppure con quella chiamata di 16 minuti molte cose potrebbero tornare se Claudio Sterpin avesse concordato con Liliana il viaggio a Sesana e sapendo a questo punto che Liliana doveva riferire di questa novità al marito Sebastiano, ecco perché poteva temere il peggio ed allarmarsi subito la mattina del 14 e susseguentemente al primo incontro con Salvo avrebbe potuto raccontare di Sesana ed ecco perché Gabriele e Salvo indirizzavano subito lì le ricerche. Però Claudio continua a dire che invece è andata diversamente. Ci siamo detti, ciao amore, come stai? Amore mio, punto e basta. Per 16 minuti di fila. Ma quanto cavolo di importanza può contenere un'ora sconosciuta di telefonata delle 8 del 13 dicembre a confronto di questi scritti indelebili? Alle 12:56 lei era in relax, pensava a domani, cioè il 14. Eppure Claudio antecedentemente aveva dimenticato di aver parlato con Liliana negli ultimi giorni, tanto che anche a me a Monza disse che l'inizio della chiamata del 14 si basò sul dire perché è da tanto tempo che non mi chiami. Io non sentivo Liliana da diversi giorni prima del 14, perché c'era il ponte dell'8 dicembre e loro per le feste andavano sempre via. Per me questa telefonata è nebbiosa, nebulosa, non la considero. Per me questa telefonata è nebbiosa, nebulosa, non la considero. Sebastiano, invece tu cosa ricordi di quel giorno? Dopo quella telefonata Liliana era diversa? Io ero in studio a sistemare delle cose che dovevo fare, perciò poi sono rientrato in casa e poi Liliana mi fa: cosa dici? Andiamo a fare la sauna in Slovenia? Io ho detto sì, perché di no? E siamo andati in sauna, tranquilli, normale. Non ho visto niente di anomalo, anzi abbiamo fatto le saune, c'era anche gente che conoscevamo. Quanto era fantastico il tuo rapporto con Gabriele e Salvo? Era bello perché comunque sembrava quasi che ci conoscessimo da chissà quanto tempo. Noi ci volevamo bene, diciamo, e si rideva, si scherzava, no? E ci si confidava, era una bella amicizia. Loro erano giudici di gara nelle gare sportive e allora lì io penso che il loro rapporto era più di conoscenza che di amicizia. Prima della scomparsa di Liliana noi eravamo sempre rimasti in buona amicizia, ecco. Lui è venuto quel stesso giorno, il giorno 14, quando è scesa con Gabri, appunto con questo messaggio "Ho un dolce per te". Il messaggio è arrivato sul telefono di Lili che era lì vicino a me. L'ho chiamata e ho detto: Gabri, guarda che Lili non è ancora tornata a casa. A un certo punto vengono a casa mia con un stratagemma e entrano così. Ho visto che Gabriella aveva gli occhi rossi, probabilmente aveva pianto o qualcosa. Ho pensato, ma forse è successo qualcosa. Comunque no, io non perdonerò mai il fatto che a me non hanno detto che Liliana era scomparsa quella mattina, né quel giorno né i giorni successivi. Loro hanno continuato, dopo la mia denuncia in questura, a venire a casa mia. Quindi secondo te Salvo, Gabriella e Claudio sanno qualcosa di più? Secondo me sì, assolutamente. Probabilmente Claudio gli avrà riferito cose che probabilmente le sanno solo loro. Secondo me qualcosa sanno di quello che è successo a Liliana. A me la cosa che mi ha comunque meravigliato nei giorni successivi della scomparsa di Liliana, avevo Gabriele e Salvo che venivano da casa mia, come era vestita, che scarpe aveva. Giravano per la casa perché mi chiedevano: posso andare a vedere in armadio? E vai a vedere in armadio. Io ero lì collassato perché io sfido chiunque a provare quello che è successo, salutare la persona cara, il fratello, la moglie o qualcuno e dopo non vederla più. Questo è. È vero che vi facevate sempre tanti regali? Noi non ci facevamo mai regali, però si prendeva sempre l'occasione, non so, Sebastiano, guarda, ho visto una borsa che mi piace, così. Allora questo è per il tuo compleanno, magari fra un mese o fra due. Però sì, poi quel giorno comunque si festeggiava. Nel tuo appartamento apparivano e sparivano cose come ci fossero fantasmi e adesso tu stai dicendo che c'erano questi vicini che si aggiravano nei meandri dei tuoi corridoi. Potrebbe esserci una connessione?
Loro giravano per la casa. Io mi domando, ma perché giravano per la casa? Perché non mi hanno detto mai che Liliana era scomparsa? E hanno portato qualcosa a casa mia? Hanno portato via qualcosa a casa mia? Le chiavi che non ci sono? E tante cose, cioè non potrò mai perdonare. Amici che abbiamo fatto di tutto di più, a un certo punto non ti dicono che Liliana era scomparsa quella mattina. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.